Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è un silenzio assordante da stanare, c'è un silenzio che fa veramente più rumore ed è francamente più fastidioso di qualunque baccano, ed è il silenzio delle anime belle, in particolare il silenzio degli antifascisti permanenti, sul fatto che in questi giorni nelle nostre città si sta diffondendo una delle architravi di ogni alfabeto, diciamo, fascista e anche nazifascista, proprio storicamente una delle chiavi portanti della retorica, della propaganda, della pseudocultura, insomma dell'impianto di ogni fascismo e anche di ogni nazifascismo, perché stiamo parlando dell'alfabeto antisemita, che dovrebbe preoccupare molto le suddette anime belle presuntamente antifasciste, in genere sempre molto pronte a mobilitarsi, che ne so, per il palinsesto della RAI, o per nomine di sottobosco, per finanziamenti che non fluiscono più a pioggia su film francamente dimenticabili sfornati dal nostro cinema. Sull'antisemitismo che si diffonde nelle città, mutismo assoluto. L'ultimo episodio veramente inquietante è di queste ore a Milano. In diverse zone della città, molte anche centrali, sono spuntati questi cartelli: israeliani non benvenuti, israeliani non benvenuti, cioè, ebrei non benvenuti, uscendo dalla solita ipocrisia per cui dicono israeliani perché loro sono antisionisti, non sono antisemiti, però non essendo nati proprio ieri, sono cartelli antisemiti, chiaramente antisemiti. I responsabili sarebbero alcuni esponenti dei centri sociali milanesi, secondo accertamenti della questura 6 giovani, 3 uomini e 3 donne, e che sarebbero stati trovati in possesso di altri cartelli del genere. Ma questo fatto segue altri episodi inquietantissimi. Pochi giorni fa l'aggressione ai danni di 2 ragazzi ebrei di 18 e 15 anni che indossavano la kippa, scusate, sono stati picchiati, rapinati, insultati con frasi inequivocabilmente antisemite all'uscita di una sinagoga a Milano, capite? Cioè attaccati ebrei all'uscita di una sinagoga. Ma episodi gravi sono verificati nei giorni scorsi a Bologna, peraltro davanti alla sede dell'Assemblea legislativa della regione, cioè un luogo anche istituzionale molto importante. Sono comparse scritte spray contro Israele: morte al sionismo e stop accordi con il sionismo. Ancora andando indietro, è successa una cagnara antisemita al Giro d'Italia poche settimane fa, l'episodio del ristorante di Napoli poche settimane fa. Insomma, si diffonde questo verbo nelle nostre città. Un verbo molto simile a quello che prendeva piede, sì, negli anni 30 in Germania, perché tutto iniziò con cartelli come "Qui non vogliamo gli ebrei", che era il cartello affisso durante il Terzo Reich nei luoghi pubblici come parchi, teatri, cinema, ristoranti. Così iniziò l'incubo antisemita, che poi divenne l'orrore esplicito antisemita, l'orrore non riscattabile del lager, per intenderci. Iniziò a diffondersi con questo alfabeto e incredibilmente i professionisti dell'antifascismo sono muti, cioè quelli che ce la menano i 2 secondi col ritorno del fascismo, attingendo da quella retorica, no, che risale a Umberto Eco, del fascismo eterno. Di fronte a questi atti chiaramente antisemiti sono rintanati nella loro ipocrisia, nella loro pochezza culturale, nella loro vigliaccheria umana. Almeno non ce la menino più con la castroneria dell'antifascismo fuori tempo massimo, se non dicono una parola contro gli ebrei insultati, assaliti fuori dalle sinagoghe, vilipesi ormai ogni giorno. Grazie a tutti, rimanete con noi perché tra poco c'è la nostra intervista settimanale, vi aspetto.